Innanzitutto buongiorno. In questo momento mi trovo ai piedi della Vernasca con l'RS e sono anche zavorrato. E stiamo cominciando ad andare su insieme agli altri, siamo in 6 moto. Non ti sento? Ok. Adesso è la prima volta che faccio Vernasca con questa moto, perciò la prenderò molto con calma per capire un po' curve, tornanti, la differenza nel farle con una sportiva. Adesso incominciamo. Brava. Ok, devo dire per ora tutto ok, ci sta. Poi tra l'altro sono sui fotografi oggi anche, perciò magari se riusciamo facciamo anche una fotina un po' bella. Vediamo il primo tornante come prosegue. Tranquillo, devo dire. Questo qua è un pochino più stretto. Sono più su le foto. Eccoli. Qua ci sono quelli delle foto. Andiamo un po' più tranquilli adesso con quei tornanti qua, che poi sono le gomme comunque hanno 300 km, sono gomme cinesi, perciò tengono fino a una certa. Poi con la sportiva bisogna fare tutt'altra linea rispetto a come facevo prima. C'è proprio un filo di gas nei tornanti. Seconda, fa tutto praticamente di seconda, terza e quarta. Calma, qua altro tornante. Devo cercare di abituarmi a stare un po' più leggero con i polsi. Adesso qua c'è la macchina. Qua però tanto ormai è quasi finita, perciò non so se la superiamo. No, ormai credo ben di no. Che devo dire comunque come prima salita con quella moto qua in Vernasca, dove comunque ci sono i tornanti e anche in doppio, devo dire niente male. Cos'hai? Fanno malissimo le braccia, che ho preso per il culo. Che ti devo dire? E che ti fa male le braccia? No, prima. No. Io adesso invece di raccontare la storia della Vernasca, racconta che ti fanno male le braccia.
E niente, siamo arrivati su in cima praticamente adesso già. Quindi ora staccherò la clip e vediamo se rifacciamo di nuovo la salita oppure andiamo da un'altra parte. Adesso vediamo come lavora la moto in discesa e in doppio. Calma qua, che l'asfalto è anche freddo perché comunque non ha fatto sole tutto il giorno, era tutto il giorno che è nuvolo. Adesso qua è pure la parte quella un po' più rotta. Nuovo seconda. Ho le gomme un po' fredde. Bella. Ok, salita devo dire che è molto più semplice della discesa in doppio. Ok, altro tornantino. Con calma, che qua mi devo ancora abituare un po' a fare i tornanti in doppio. Foto tra poco, ora. Si vede che stava mangiando. Sai che c'era il tizio che faceva le foto che era in pausa panino. Mi stai un po' schiacciando le palline. Ora facciamo di nuovo una risalita, sempre tranquilla. Adesso speriamo che abbia finito giustamente il suo panino, quello delle foto.
Schiacciamo bene l'anteriore prima del tornante. Freniamo un po'. Ora piano. Eccolo di nuovo quello con l'Audi. Qua c'è quello ancora di nuovo della foto. Forse. No. Ok, con calma di nuovo il tornante. Che ste gomme non sono proprio il top, tengono ma fino a una certa, che ci mettono anche un po' a scaldarsi. Bellissima la Miata. No, di nuovo un'altra macchina. Che palle. Ok. Che bello avere una moto che adesso ha potenza, perciò se voglio superare in salita non ci sono problemi. Adesso qua piano che c'è di nuovo la parte rotta. Quando la sistemeranno diventerà davvero bella, quelle due curve qua che mancano prima di salire. Siccome siamo ormai giunti alla fine della giornata, perché tra un po' inizia a piovere, perciò dobbiamo cominciare a tornare, io vi dico che per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Presto arriveranno di nuovo altri video con la moto questa qua nuova. Ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video.